volevo fare una domanda in relazione alle modalità con cui la fisica è arrivata a formalizzare le sue leggi. Noi sappiamo che la teoria del fotone di Einstein si può spiegare quasi anche alle medie, si può spiegare benissimo nel biennio, nella scuola superiore, perché utilizza dei concetti e delle modalità di rappresentazione, dei formalismi che sono alla portata di molti, diciamo, una larga parte della popolazione di oggi. Viceversa, le modalità con cui viene rappresentata la fisica degli atomi, la fisica nucleare, hanno richiesto l'impiego della teoria dei gruppi, di metodi che hanno richiesto una quantità di formalismi che allontanano moltissimo una percezione che diremmo, come ha detto Carè, psicologica, comunque la possibilità di avere dei riferimenti della vita comune rispetto a quello di cui stiamo parlando. Ecco, in generale il problema degli strumenti con cui noi descriviamo i fenomeni fisici è una parte in cui la fisica riflette, perché anche Einstein, se non avesse avuto in una certa fase della sua vita la possibilità di avere degli strumenti matematici fino a quel momento trascurati, probabilmente non sarebbe riuscito a dare pieno compimento alla sua intuizione. E la mia domanda è relativa al fatto che forse esistono dei modi, delle formalità con cui rappresentare la realtà che possono superare alcuni dei limiti attuali. Il problema della formalizzazione, allora, di solito lei ha detto per esempio questa cosa del fotone si può insegnare a tutti, ma la fisica degli atomi no. In realtà la teoria che spiega la dinamica dei fotoni e degli elettroni è l'elettrodinamica quantistica, cioè è una cosa ancora più astratta della meccanica di cui vi ho parlato ora, che è una meccanica, diciamo, galileiana, si dice, no? Perché non c'è dentro relatività, no? Quindi in realtà dipende che cosa uno deve fare. Io sono dell'idea che il formalismo che viene utilizzato mediamente in questi contesti è nell'ambito delle teorie classiche o relatività generale, era stato introdotto ed ora è stato esteso anche altrove, che si chiama geometria differenziale, e dall'altra parte c'è sviluppi dell'analisi, analisi funzionali, robe di questo genere. Questi sono linguaggi che vengono utilizzati in tutti i contesti, sia quelli classici, appunto i campi classici, sia nel contesto quantistico, e sono questi gli strumenti che vengono utilizzati dalla comunità scientifica. E anche chi fa stringhe utilizza le stesse cose, cioè geometria differenziale, analisi funzionale più o meno complicata. Che il linguaggio matematico possa ulteriormente sviluppare strumenti, o addirittura che questi strumenti trovino uno sviluppo nell'ambito fisico e si accreditino come nuovi settori di sviluppo della matematica, questo può essere che succeda, è già successo. La geometria differenziale, la geometria appunto quella che era legata ai nomi di Gauss, Riemann, ma che in Italia ha i nomi di Ricci Curbastro, di Levi Civita, era un settore della matematica assolutamente irrilevante, finché la relatività generale non ha dimostrato che era così importante, e allora i matematici hanno cominciato a studiarla come settore a sé stante, che in parte è stato applicato, in parte no. Quindi non lo so se proprio la matematica possa, certamente questa dialettica tra sviluppi della matematica raffinata da un lato e fisica dall'altro è stata importante. Quello che io trovo, e sarà importante anche in futuro, quello che io trovo è che appunto si può fare una illustrazione con le mani e senza entrare in dettagli di risoluzione di queste equazioni per tutte queste cose, il fotone, l'atomo, gli elettroni che saltano da un'orbita all'altra. Però questo è solo un primo approccio che deve al più servire per incuriosire. Quando io dicevo che è difficile utilizzare l'intuizione macroscopica per parlare di queste cose, è che se uno studia le soluzioni, che poi appunto hanno una matematica molto affine, ma se uno studia le soluzioni di un'equazione tipo F uguale M per A, si può immaginare quali siano. Se ci lavora un po', lo studente di fisica 1 alla fine del corso di fisica 1 vede l'equazione più o meno, se non è a troppi gradi di verità, vede com'è che va. Quando uno fa fisica teorica, istituzioni si chiamava all'epoca mia di fisica teorica,
prende l'equazione e la risolve, perché non può immaginare come cavolo vadano le cose prima, deve proprio, poi piano piano acquista una specie di sovrastrato di intuizione nel contesto, no? Ma l'intuizione che noi utilizziamo normalmente non gli serve a niente, cioè non riesce a visualizzare il processo. Però il livello, diciamo, questo è un livello di chi ci deve lavorare o che vuole approfondire la cosa a questo punto, però ad altri livelli si può lo stesso, diciamo, in qualche modo fornire elementi di comprensione anche di settori che sono mediamente più formalizzati di quello che è il normale, normali conoscenze diffuse, ecco, di queste cose. Non so se ho risposto alla... Anche se non riesco forse a esprimermi la domanda bene, è questa. Nella teoria della relatività di Einstein il tempo non è più, come l'abbiamo sempre pensato da sempre, una costante per tutti, sia che si stia fermo, che mi muovi di modo relativo. Un secondo è un secondo per tutti. Per cui un accadimento è un accadimento che appare per qualsiasi tipo di osservatore. Mentre nella teoria della relatività, mi corregga se non ho capito niente, nella teoria della relatività il tempo invece scorre, o meglio, è diverso a seconda del modo degli osservatori rispetto a un certo evento. La mia domanda è questa. Quindi un accadimento, una cosa, un riflesso di un lampo di luce che sbatte contro uno specchio nel cosmo e tutti e due gli osservatori devono dire, ecco, vedo il riflesso. Se i tempi di quell'evento sono diversi, la mia domanda è, io non sono in grado di capirlo attraverso gli strumenti matematici, ma la mia domanda è, se sono diversi, può succedere che per uno o l'altro degli osservatori quell'evento non accada? Grazie. Come diceva Einstein, il mio più grande errore della mia vita è stato chiamare la teoria della relatività. L'avrei dovuta chiamare teoria degli invarianti, no? Perché quello che ci dice la teoria della relatività appunto è che ogni sistema di riferimento in moto rispetto a un altro ha un suo tempo proprio. Però quello che mi dice è come si trasforma il tempo nel passaggio da un sistema di riferimento all'altro. Non è che il tempo sparisce o diventa una variabile assolutamente casuale. Quindi in realtà quello che fa la teoria della relatività è trovare ciò che rimane invariante nel passaggio da un sistema di riferimento all'altro e quindi per esempio dirmi che se esiste un evento, questo evento quali sono le proprietà invarianti dell'evento rispetto a osservatori che si muovono da varie parti. Quindi non è che non esiste l'evento o che l'evento può rispetto al mio tempo proprio essere accaduto, rispetto al tempo proprio un altro stare per accadere o accadere nel futuro. Però mi dice come fare precisamente a calcolare la mia percezione rispetto a quella degli altri osservatori che si muovono rispetto a me. Quindi l'evento c'è, l'evento accade certamente. Se la teoria galileiana che infila 3V, la V, la V', la V0, vale per qualsiasi numero, no? Per qualsiasi numero, qualunque numero medio io dentro vale. Einstein la corregge infilandoci un numero fisico, 297.000 km al secondo, eccetera, no? Cioè ci mette un numero determinato, per cui... È una costante di natura. Esattamente. Infiliamo dentro a questa cosa qui il fatto che l'universo cambia nel tempo. Cioè, la teoria che l'universo nasce 20 miliardi di anni fa, si espande, ok. Questa teoria valeva anche 10 miliardi di anni fa? È invariante anche nel tempo, cioè è invariante, quella teoria cerca di essere esplicativa di fenomeni per dimensioni enormi o piccolissime. Allora, no? Sì, allora no, vabbè, per quanto riguarda la teoria del Big Bang, fino a 10 alla meno 47 secondi, quindi 0. Cioè, se evitiamo la singolarità del punto iniziale, di cui non sappiamo niente, il resto della struttura dinamica dell'universo non dà problemi
da questo punto di vista qua, quindi la C valeva 10 miliardi di nel senso che noi abbiamo la possibilità di estrapolare, insisto con un po' di cautela, la validità delle nostre leggi fisiche fino a prima che succeda il casino, perché nella singolarità io non riesco a fare predizioni. Nel momento dopo? Nel senso, qualche istante dopo, vi ho detto 10 a meno 47 perché sono le prime evidenze che sembra che si possano trarre. Il problema vero nella struttura, per quello che riconosciamo, perché il modello standard dell'universo, appunto si chiamano modello standard delle particelle, il modello standard dell'universo non è una teoria definita in tutti i suoi aspetti, è che non sappiamo se le costanti di natura siano sempre rimaste costanti e che quindi in fase di particolare grandi, elevatissime temperature come quelle che si pensano nel cosiddetto atomo di Lemaitre, questa struttura, questa fluttuazione iniziale, se ci fossero delle costanti di natura in qualche modo leggermente diverse dalle nostre. Non so se mi sono spiegato, se C valeva proprio 297.000 km/s oppure un po' diversa. Non è una cosa da poco, perché ora C è la velocità della luce, ma C entra dentro a moltissime altre costanti importanti. Una delle costanti importanti, ma importanti perché esistiamo noi, è la costante cosiddetta di struttura fine, che è la costante che lega i processi radioattivi, le cose. Allora, se quella variasse pochissimo, sarebbe impossibile che esistesse la vita. Esiste un principio che non è un principio fisico, ma si chiama principio antropico, no? I valori delle costanti hanno quel valore perché noi ci siamo, no? Questo ora detto in maniera brutale. Però su questo fatto, se le costanti di natura, e quindi C, e quindi la costante di gravitazione G universale, o roba di questo genere, quindi la costante di struttura fine, e quindi altra roba di questo genere, abbiano sempre mantenuto nel tempo proprio quel valore, quello è uno degli ambiti di ricerca per capire meglio il modello standard dell'universo e le sue evoluzioni, perché in realtà il modello standard dell'universo non ci basta più, no? Ci spiega una cosa troppo piccola. Quindi su questo l'unica cosa che posso dire è che noi estrapoliamo in maniera più o meno accorta il valore delle teorie che abbiamo oggi fino a scale molto prossime, non al Big Bang, ma molto prossime appunto a quel punto. Però quanto accurata e quanto certa sia questa forma di estrapolazione non lo sappiamo, dovremo appunto imparare molto di più sul modello standard dell'universo, sul modello di universo a disposizione. Buona serata a tutti.